La grande notizia è che abbiamo avuto conferma da IRICAV e da RFI della possibilità di salvare il bosco Lanerossi. Bosco Lanerossi, il baluardo dei Notav salvato dalle ruspe. Lo annuncia Giacomo Possamai. Il sindaco di centrosinistra si trova ad affrontare una delle estati più calde degli ultimi anni dal punto di vista dell'amministrazione. Sì, perché in città, a Vicenza, sono approdati i cantieri dell'alta velocità, avversati dagli attivisti dei centri sociali che hanno fatto del Bosco Lanerossi il simbolo della loro opposizione alla TAV. Qui era prevista un'area di cantiere che avrebbe portato all'abbattimento di questo bosco grazie all'intervento, alla sollecitazione nei mesi di attivisti del quartiere, di cittadini che hanno segnalato che quest'area privata, che sarebbe diventata l'area di cantiere, aveva al suo interno alberi monumentali, un bosco molto importante. Siamo riusciti a discutere con i ricavati RFI della possibilità di spostare questo cantiere. L'idea è quella di consegnare questo bosco alla città e di fare in modo che diventi un bosco pubblico, anche con la partecipazione e la gestione da parte del quartiere, per mantenere questo polmone veramente importante per la città. Insomma, una zona privata che diventerà pubblica e che potrà essere utilizzata dai cittadini. L'area di cantiere invece verrà spostata. I Ricav RFI stanno individuando dove spostare le aree di cantiere. Non sarà fatto in un'area verde, in un'area con consumo di suolo, verrà recuperato all'interno di altre aree di proprietà di IRICAV e di RFI, quindi anche questa è una notizia veramente importante. Per quanto riguarda invece la costruzione del cavalcaferrovia di Via Maganza prevista tra qualche anno, la partita è ancora aperta. Capiremo con IRICAV e con RFI tutta la parte di verde che sarà possibile salvare anche in quel luogo e tutta invece la parte che dovremo andare a ripiantumare.